Guarda che inizio già a diventare obeso. Guarda, vedi che c'ho tutto il doppio aumento. Guarda che brutto, guarda. Porco cane. Ho dovuto andare a letto alla fine perché mi è salito su un nervosismo di una cosa mostruosa e dopo mal di testa, che vabbè, quello si sapeva. Cioè, mi ero già documentato, è tra i sintomi di solito che si hanno quando si smette di colpo di fumare, no? Siamo per l'ennesima volta, come hai visto, sempre a Sandona di Piave, perché domani mattina spero sia l'ultima volta al dentista e dopo andremo appunto da Claudio a farci tirare, no? Anche se devo dire mi è passato molto da quando ho cambiato, ho aggiunto il secondo materasso qua. È tutta un'altra cosa dormire così, mamma mia, sono andato proprio a farmi il riposino di un volentieri, proprio che bello, cioè, lo spazio vitale è chiaramente diminuito, cioè proprio non si tromba veramente qua proprio, però che bene. E poi insomma guarda, sei proprio a livello della finestra magica. Qualcuno mi disse che era strano, no? Che una mente, diciamo, abituata a grandi cambiamenti non riuscisse a smettere di fumare. Ma in realtà, cioè, insomma, in realtà voglio dire, credo che c'è cambiamento e cambiamento, ossia ci sono dei cambiamenti in cui tu inizi a fare una cosa e ci sono cambiamenti, tipo questo qua, in cui tu devi smettere di fare una cosa, cioè è diverso, capisci? Può sembrare molto simile, ma in realtà cioè, è tutta un'altra cosa tra il provare, l'iniziare, fare una cosa nuova e il non far più una cosa che è diventata, tra virgolette, parte di te, insomma, no? La segretaria per mia nonna quando chiamano. Va bene, va bene. Cosa fai con quell'orecchietta così? Con quell'orecchietta storta? Andiamo a fare il giro? Che c'è l'Alessia ci sta aspettando? Mi, andiamo a fare il giro? Andiamo? Che stiracchioni. Wow, siamo tipo al quarto giorno senza fumare. Cazzo sei dura ragazzi. Ti vengono su questi mal di testa giornalieri, no? E allora che mi ero buttato un po' nel letto per stare un po' a riposarmi un'oretta, due, no? Tipo un riposino pomeridiano di vecchi, no? E lì ho pensato, no, ma vado in tabacchino, prendo del tabacco giusto per fumare una sigaretta al giorno durante i periodi, no, di crisi. Però ho detto no, perché io lì mi conosco, una non è più una, cioè anche se mi butto il tabacco qua dentro al cestino dopo vado a recuperarlo, cioè capisci come ho preso un drogato di nicotina. Purtroppo la nicotina ti prende veramente in una maniera incredibile, entra a far parte di te, no? Staccarsene è un'impresa veramente molto 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 ardua. Può aiutarti, dicono, bere tanto, fare tanta pipì in modo da liberare, diciamo, il sangue dalla nicotina. Sì, per carità, credo sia relativo, soggettivo, ossia certe persone magari vengono aiutate maggiormente da un giro in bici piuttosto che frequentando persone che non fumano, che magari li distraggono con altre cose e via discorrendo. Però, insomma, non vedo l'ora siano finiti questi giorni di forte desiderio perché insomma è abbastanza esagerato, no? C'è da dire anche che cambiamenti positivi, quelli li ho sentiti fin da subito, no? Quindi via tutti quei disturbi, dalle scosse, diciamo, alla spalla, agli svarioni della serie sensi di vertigini, giramenti di testa, ai formicoli, agli arti, via tutto subito. È arrivata anche una grande energia, diciamo che da tanto non riconoscevo più, però restano
Ste voglie di fumare che ti portano proprio fino al nervoso. Forse, non so se è proprio una buona cosa quello che faccio io di mangiare le caramelle, che non so gli zuccheri, no? Se ti agitano ancora di più, ti accentuano questo desiderio, no? No, non lo so, secondo me non è proprio una buona roba quella delle caramelle, eh? Eccoci qua, adesso è arrivato il Claudio. Claudio l'avevi già conosciuto nel video del raduno in Bruscia. Purtroppo, come Singano era tutto così con la testa sopra le nuvole, non abbiamo visitato il suo camper, che è effettivamente un camper molto molto bello, interessante. Ti dico questo non perché c'ho lui qua, ma perché ce l'ho nei preferiti su subito.it, uno identico al suo, tra i camper che mi piacerebbero, insomma, ecco. Quindi niente, io adesso con Claudio andremo a registrare il video del riallineamento vertebrale e poi faremo una cosa a parte, diciamo. Giusto? Giustissimo. Ciao ragazzi, sono Claudio, come sapete alcuni che conosco di voi, camperisti come raduno, ci siamo trovati. Questa sera sono qua con Yuri, perché questa sera appunto c'è la presentazione del riallineamento vertebrale. Lo spiegherò per Yuri, per la gente che verrà, e Yuri questa sera sarà riallineato. Sarò il cincillà, la cavia. La cavia, esatto, sei la cavia questa sera. Per cui preparatevi a rivedere il vostro Yuri bello dritto, e con le fuori bene, ok? Più alto. Più alto. Più alto. Così Mario la smette di dire che so basso. Esatto, hai capito Mario? Non sarà più basso come prima. No, perché quella volta a raduno, no? Praticamente io e Mario ci siamo visti più volte, no? A un certo punto a raduno Mario si ferma, mi guarda, mi fissa e fa: ma ti sa che ti sei proprio basso? E la sei incazzato perché ero basso? È andato avanti a rompermi i coglioni per 3 giorni. Questo è vero. Veramente, sì, incredibile.